La tematica di questa sera, come diceva prima il responsabile del settore giovanile, è una tematica che è legata alla tutela dei minori. Non è nuova per noi, non è nuova per il nostro settore giovanile, perché abbiamo iniziato un paio di anni fa ad affrontare la tematica, che non è semplicemente una tematica, ma è una riflessione che facciamo insieme. Una serata che è di formazione, ma non solo, è anche di aggiornamento. Qualcuno questi concetti li ha già sentiti l'anno scorso, qualcuno di voi puntualmente si è già iscritto nel sito della FIGC e ha portato l'attestazione del corso, qualcuno l'ha fatto, qualcuno lo farà dopo questa serata perché diventa fondamentale per tutti noi. La tutela dei minori è responsabilità di tutti gli adulti che si interfacciano con i bambini e con i ragazzi che varcano quotidianamente i campi, gli spogliatoi e tutti gli ambienti che frequentiamo anche noi. Perché li frequentiamo anche noi? Perché loro non si spostano in autonomia, siamo noi ad accompagnarli. E già qui possiamo partire con una riflessione. Perché ci siamo tutti? Perché non c'è solo l'allenatore? Perché non c'è solo il preparatore? Ci sono anche i dirigenti accompagnatori. Perché tutti siamo preziosi nella crescita dei bambini e dei ragazzi, che ci vengono affidati da chi? Chi ce li affida? Le loro famiglie ce li affidano e ce li portano per mano, se penso ai più piccoli, e ce li affidano con fiducia, si interfacciano con noi attraverso i responsabili o le chat, i genitori dei ragazzi più grandi. Ma di fondo c'è questa, una grande fiducia per tutte le figure adulte che lavorano all'interno di questo settore giovanile. Eccoci qua. Chi e quali sono le parole fondamentali? Allora chi? E sono gli staff, come dicevo adesso. E quali sono le parole che dobbiamo tenere a mente, che dobbiamo portare con noi quotidianamente? L'ambiente, la prevenzione, la consapevolezza, la formazione e l'educazione. Gli staff sono composti da persone, siamo noi. L'ambiente non è l'ambiente fisico. L'ambiente fisico noi lo troviamo così com'è e va bene. Quale può essere il nostro compito? Eventualmente segnalare qualora ci fossero degli impedimenti a raggiungere l'ambiente fisico. Ma l'ambiente è altro. L'ambiente è un ambiente che costruiamo con le relazioni. Qual è il nostro compito? Ce lo diciamo sempre, creare un ambiente tale per cui ogni bambino e ogni ragazzo possa esprimere se stesso. E questo è fondamentale. Come possiamo permettere ad un ragazzo di manifestare il talento? Creando un ambiente tale per cui lui possa essere sicuro, ad esempio, di non essere giudicato dal punto di vista personale, ma solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e non dal punto di vista fisico, ma lo vedremo dopo. La prevenzione la facciamo anche attraverso serate come queste. Perché facciamo prevenzione? Perché fondamentalmente ci confrontiamo su una tematica. La consapevolezza di essere degli adulti di riferimento, di essere dei modelli. Formazione ed educazione. Siamo agenzia educativa. Sapete che sono 3 le agenzie educative. La famiglia in primis, dove crescono, dove vivono, dove i bambini ci stanno di più. I più piccoli stanno più in famiglia. L'altra agenzia educativa è la scuola e poi c'è l'agenzia educativa che è quella sportiva, siamo noi. Gli adolescenti, ad esempio, stanno più a scuola e con noi rispetto alla famiglia. Per cui di questo dobbiamo essere consapevoli. Il Calcio Padova, il settore giovanile, ha 2 delegati per la tutela dei minori. Praticamente sono 2 figure di riferimento per la federazione, Ottorino Cavinato e me. Abbiamo da quest'anno una mail, ve la punterete tutti. Questa è una mail, areapsicologica@padovacalcio.it, a disposizione nostra, ma anche a disposizione dei genitori. Perché nasce questa necessità? Allora, per tutti noi c'è la possibilità di raggiungere sia me che Ottorino Cavinato telefonicamente, però potrebbe anche capitare, insomma, di non rintracciarci con facilità, lo stesso per le famiglie. Per cui si può scrivere qualsiasi cosa. Potrebbe essere un bellissimo complimento, lo stiamo facendo bene, potrebbe essere una piccola annotazione, potrebbe essere una critica. Questa mail, attraverso le chat dei dirigenti con le famiglie, verrà condivisa.
Le famiglie di cosa potrebbero aver bisogno? Di un commento, di un suggerimento. Vi dico cosa è successo in questi anni. Mi contattano e mi possono chiedere un suggerimento perché vedono un'anomalia nel comportamento che può nascere anche dalla scuola, e molte volte con le famiglie io mi interfaccio anche su questo. Per cui è uno spazio in cui chiunque può scrivere, perché non sempre la parola è facilitata. La scrittura lo risulta di più. Per cui questo ce lo appunteremo. Qual è il focus? Non ve lo leggo tutto, queste slide saranno a disposizione. Il focus è quello di far vivere un'esperienza sicura, positiva e piacevole per tutti i bambini, perché tutti i bambini si possano sentire al sicuro. Prevenire un danno. In fondo le due parole chiave questa sera saranno abuso e danno. L'abuso è un agito, è un'azione, il danno è una conseguenza dell'agito. È ciò che vediamo. Di chi è la responsabilità della tutela dei minori? L'abbiamo visto nella slide di presentazione. La responsabilità è di tutti, la responsabilità è di tutti noi. E solo dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, secondo voi? No, di tutti i minori che si interfacciano con noi. Per cui noi ci dobbiamo sentire la responsabilità quando andiamo nei campi, sicuramente dei bambini e dei ragazzi che giocano nel settore giovanile del calcio padova, ma qualora dovessimo intercettare un possibile abuso nei confronti di un altro bambino o di un altro ragazzino, abbiamo la responsabilità di fare qualcosa. Di chi è la responsabilità? Dei genitori, e li ho messi per primi, degli staff tecnici, dei soggetti tesserati per la società, degli staff medici, degli addetti all'impianto sportivo, degli arbitri, dello staff del settore giovanile scolastico della PGC. Qual è il nostro dovere? Il nostro dovere è quello di garantire sicurezza, una sicurezza fisica, ed è facile, è intuibile perché è legata alla salute. Quando io faccio riferimento all'impianto faccio riferimento a una salute dal punto di vista fisico, per cui verifico che non ci siano impedimenti, ad esempio, che le porte possano essere porte adeguate, che non ci siano i vetri rotti, perché potrebbe anche capitare di intercettare una situazione di questo tipo. Me ne sento la responsabilità e lo segnalo. Ma la sicurezza a cui io faccio riferimento è una sicurezza di tipo emotivo, di tipo psicologico. Garantire sicurezza a ogni bambino che gioca a calcio nelle strutture del Calcio Padova e nelle strutture che ci ospitano. Ogni giorno della settimana, questo ce lo leggiamo e lo memorizziamo bene, centinaia di bambini e di ragazzi giocano a calcio e si interfacciano in modo diverso con noi che diventiamo adulti di riferimento. Per cui qui ci ricolleghiamo a una sicurezza legata all'ambiente che creiamo noi. Come ci recheremo al campo? Non sempre le giornate sono positive, ma quando incontriamo i bambini, quando incontriamo i ragazzi, come ci presenteremo? Indubbiamente con un sorriso, che sarà diverso, ma lo dobbiamo a loro, perché dobbiamo creare quell'ambiente. Il saluto, il sorriso, il saluto, la relazione all'interno dello staff, la relazione con gli altri staff quando condividiamo il campo, questo è l'ambiente, questa è la sicurezza che dobbiamo dare. E questo fa riferimento alla relazione tra noi. Poi c'è una relazione con loro che prevede rispetto, che prevede attenzione, che prevede sensibilità e prevede anche una comprensione di ciò che stanno vivendo. La Carta dei diritti dei bambini e dei doveri dell'adulto. Questi sono i pilastri, li abbiamo visti tutti probabilmente, li leggiamo in velocità, qualcuno ha iniziato ad affiggerli nei campi. Quali sono i diritti? Guardate, sono 10, diritti e doveri dell'adulto. Sono 10 e non sono organizzati in ordine di importanza, ma sono semplicemente elencati, noi potremmo anche mischiarli. Il diritto di divertirsi e giocare, il diritto di fare sport, il diritto di beneficiare di un ambiente sano, il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti. Allenato da persone competenti cosa significa?
Significa che sono allenati da persone che si mettono in gioco, che hanno desiderio di imparare, di studiare, capiscono anche di poter sbagliare e di recuperare l'errore. Questo per me è competenza. La capacità di mettersi in relazione con un altro mister, ad esempio. Questa è competenza. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi, il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse possibilità di successo, il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla sua età, diritto di praticare sport in assoluta sicurezza, questo è un po' il focus della serata, diritto di avere i giusti tempi di riposo e il diritto di non essere un campione. Lo interiorizziamo noi e lo condividiamo quando è possibile anche con le famiglie. Cosa garantiamo? Come dicevo prima, è nostra responsabilità, e vedrete che questa parola comparirà più volte, sarò ridondante questa sera, la parola responsabilità, garantire un'esperienza sicura, positiva e divertente. Tutti i bambini e tutti i ragazzi devono potersi sentire ed essere al sicuro da abusi e da altri pericoli rientranti nell'ambito della tutela dei minori. È ovvio che un bambino non ha ben chiaro che cos'è un abuso, non ce l'ha. E a volte i bambini che sono attenzionati dagli adulti o da ragazzini più grandi non hanno percezione immediata di essere vittime di abuso. Perché? Perché se il mio adulto di riferimento, che si trova all'interno di un'agenzia educativa, che si chiama sport, si comporta in questo modo, forse è normale. Il bambino si fa questo tipo di domanda, si interroga, percepisce che forse c'è un'anomalia, specialmente se le figure genitoriali si comportano in modo diverso, ma non ha ben chiaro che è vittima di un abuso. Ma che cos'è questo abuso e che cos'è il danno? L'abuso è l'agito, è l'azione, il danno è ciò che rimane. Se per l'abuso io ho scritto 4 righe, per il danno no. E sapete perché non ho scritto nulla sul danno? Perché i danni sono molteplici e si presentano sotto varie forme, dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. Diciamo che mentre la risposta, il danno ad un abuso fisico è evidente, proviamo a immaginare la conseguenza di un pugno sul viso, rimane una bella botta. Per quanto riguarda un abuso psicologico, il danno non è evidente, noi non lo vediamo, ma può rimanere per una vita intera. L'abuso è qualsiasi azione intenzionale o non intenzionale, o qualsiasi omissione che provochi danni al minore compromettendone il naturale sviluppo. Per cui se un'azione intenzionale è un agito che l'adulto o un minore più grande voleva agire, cioè c'era l'intenzionalità, c'era un pensiero che lo supportava. Per quanto riguarda un abuso di tipo non intenzionale, forse qui c'è la non comprensione di ciò che può lasciare una traccia. Esistono diverse forme di abuso, quello fisico, quello sessuale, psicologico verbale, l'abbandono o la negligenza. Se noi pensiamo ad esempio ad una correlazione tra un abuso non intenzionale, per cui è un agito senza intenzione, e una classificazione di abuso, forse potremmo pensare alla negligenza o all'abbandono, cioè il fatto di non intervenire, il fatto di non fare, il fatto di non dare importanza. Per tutto il resto, a mio avviso, c'è sempre intenzionalità. È opportuno considerare che sebbene un abuso può essere perpetrato anche da un minore nei confronti di un altro minore, è una casistica minoritaria, però si parla comunque di un minore che si avvicina molto alla maggiore età, per quei 18, con una posizione asimmetrica per età. Provate a immaginare 17, 8, 17, 6, 17, 9 o 16, 5, 16, 5. C'è una grande asimmetria. Per cui si parla proprio di abuso. L'abuso fisico nel calcio. È ovvio che se è fisico ed è immediato il pensiero,
Questo tipo di abuso lascia un segno. Picchiare, vediamo gli esempi, picchiare o colpire un minore perché disturba l'allenamento. Questo è un abuso di tipo fisico, o perché ha un comportamento provocatorio, per cui verosimilmente non lo allontano con la voce, ma lo incoraggio fisicamente. Questo incoraggio che utilizzo non è un incoraggiamento di tipo positivo, ma è un incoraggiamento di tipo verbale, di tipo fisico, scusatemi. Forzare un minore a giocare nonostante sia infortunato è un abuso. Incentivare atteggiamenti o gesti aggressivi nel corso di una partita senza curarsi del rischio di infortunio o lesione che i calciatori o le calciatrici, potrebbero correre. Per cui incentivare la violenza all'interno di un campo è un abuso di tipo fisico. È chiaro, secondo me, l'abuso fisico, proprio perché si vede il danno. Meno immediato è l'abuso di tipo psicologico nel calcio e nello sport in generale. Gli abusi psicologici possono provocare dei danni nel minore e minare la serenità dell'ambiente nel quale vengono svolte le attività. Il riferimento all'ambiente che creiamo noi, per cui se creiamo noi l'ambiente, noi ne abbiamo la responsabilità. Quando un adulto che ha un ruolo importante nella vita del minore critica, minaccia o allontana un minore, questi sono esempi, provocando un calo della sua autostima o ferendo i suoi sentimenti, sia in presenza di un abuso di tipo psicologico. Ci soffermiamo un momento sulla parola critica. La critica qui ha un'accezione violenta, non è la correzione che è legittima all'interno dei campi, nelle sedute d'allenamento. Che cosa fate? Che cosa facciamo? Facciamo in modo che i bambini e i ragazzi possano crescere dal punto di vista atletico all'interno di un contenitore, e questo contenitore si chiama sport del calcio nel nostro settore giovanile, per cui è prevista la correzione, deve esserci. La critica in questo caso, quando si fa riferimento all'abuso, è una critica di tipo violento, è una critica che offende, è una critica che lede ed è una critica che lascia delle conseguenze. L'eccessivo scherzare o prendere in giro il minore può costituire un abuso psicologico. Attenzione, anche qui. Apriamo un inciso. Scherzare per creare ambiente non è abuso, è qualcosa di diverso. Ovviamente la critica costruttiva, così come lo scherzo o le battute, possono contribuire a creare un ambiente gioioso e a formare legami del gruppo squadra. Vedete in rosso qui cosa c'è scritto? Quando si eccede, si è in presenza di un abuso. Significa che cosa decido di fare? Di colpire sempre lo stesso o sempre gli stessi. Che cosa accade qui? Che non si presenterà più la risposta. Se cala l'autostima nelle nostre sedute d'allenamento, difficilmente vedremo il rischio, il provare, il presentare un comportamento, un vedere una crescita. Attenzione, perché si può configurare come abuso di tipo psicologico. Esempi, andiamo sul pratico. Rimproverare insistentemente un minore definendolo perdente. Questo è un abuso di tipo psicologico. Perché non sta giocando una buona gara o perché ha fallito il calcio di rigore. Deridere un minore o fare battute inappropriate, incoraggiando gli altri, per cui i pari, il gruppo dei pari, dei coetanei, a fare lo stesso, per cui a diventare carnefici. Ridere di lui, ad esempio, perché è fuori forma fisica o perché non riesce a sostenere i ritmi degli altri calciatori della squadra. Perché diventa pericoloso? Perché questo non si ferma al campo, questo non si ferma alla seduta d'allenamento, perché questo può essere portato nello spogliatoio dal gruppo dei pari e questo può essere portato nella chat, per cui può essere spostato nel reale, anche se anche qui apriamo un attimo una parentesi, anche il virtuale è reale, non è che ciò che avviene nella rete non esista, esiste ancora. Per cui corriamo il rischio che eventuali prese in giro possano seguire il ragazzo o il bambino nello spogliatoio o nella chat, perché sappiamo che hanno le loro chat.
i loro momenti di socialità virtuali. Mostrare chiaramente favoritismi nei confronti di alcuni calciatori della squadra, facendo sentire altri esclusi. Qui togliamo la possibilità di creare un ambiente tale per cui il talento possa manifestarsi. Cosa possiamo fare per far vivere un'esperienza in sicurezza? Partiamo da noi e torniamo alle parole chiave iniziali. Ci ricolleghiamo a quella professionalità, al confronto, alla curiosità, alla condivisione, al monitoraggio, lo studio, la fiducia, la supervisione. Poi ho messo dei puntini, perché ognuno di noi potrebbe aggiungere altro. Ma l'ultima parola che ci teniamo è la supervisione. Cosa può essere la supervisione? È legata alla condivisione. Avere la possibilità, ad esempio, di confrontare le sedute d'allenamento o di confrontare ciò che stiamo portando avanti nella progressione. L'abuso sessuale nel calcio è ogni tipo di contatto sessuale tra un adulto e un minore, ma anche tra un bambino molto più grande di età e un altro più piccolo. Sono considerati abusi sessuali anche lo scattare foto di minori in pose indecenti, coinvolgere il minore nel guardare immagini o attività sessuali, o comunque invogliare i minori a comportarsi in modo sessualmente inappropriato. Scattare foto di minori in pose indecenti, le foto all'interno degli spogliatoi a fine partita, che sono bellissime se i bambini e i ragazzi sono vestiti. Se i bambini e i ragazzi non sono completamente vestiti, quelle immagini diventano materiale pedopornografico. E se noi che siamo adulti le abbiamo nei nostri cellulari, quella diventa detenzione di materiale pedopornografico. Vi faccio un altro esempio. Immagini di questo tipo, decontestualizzate, tagliate, per cui ipotizziamo di avere una bellissima foto in cui abbiamo un bambino o un minore che non è completamente vestito all'interno di un gruppo, però in quella foto facciamo un bel ritaglio, teniamo solo lui e quella foto inizia a girare nella chat, lo stesso quello diventa materiale sessualmente esplicito. È un abuso di tipo sessuale e molto altro, perché poi la giurisprudenza aggiunge altri reati. Fare dei commenti indesiderati riguardo aspetti prettamente sessuali è un abuso di tipo sessuale. Le relazioni sessuali con un minore, anche se quest'ultimo è consenziente, potrebbero essere considerate una forma di abuso secondo quanto previsto dal codice penale. Per cui c'è una presenza di una simmetria dal punto di vista anagrafico e c'è una simmetria anche dal punto di vista della relazione, perché ricordiamoci sempre che noi corriamo il rischio, che voi correte il rischio, che qualche bambino, che altro qualche ragazzo, possa in determinati momenti del suo sviluppo invadirsi di voi. Ecco perché serve la professionalità, serve la competenza, serve l'aggiornamento. Essere consapevoli anche di questo. Esempi di abusi sessuali nel calcio. Scattare foto di minori nudi mentre fanno la doccia è vietatissimo. Allora qui si apre una riflessione. Nello spogliatoio ci entro o non ci entro? Sto completamente al di fuori e non metto neanche il naso, ogni tanto ci posso entrare. La linea è questa: se entro nello spogliatoio, se entro nello spazio della doccia, ci entro, avverto che sono entrato, dico in velocità che devono uscire e poi esco. Non mi intrattengo nello spogliatoio, non mi intrattengo nella doccia quando i ragazzi, i bambini non sono vestiti. Intraprendere una relazione sessuale con un minore, questo penso sia chiarissimo, fare commenti inappropriati sull'aspetto fisico dei minori, qui non ci stiamo riferendo alla statura, ad esempio, ma ci stiamo riferendo a aspetti fisici che riguardano la sfera sessuale. Richiedere o forzare un contatto fisico non opportuno con e tra calciatori. Non potete
richiedere un contatto fisico, ma non potete neppure, perché non è luogo, ma perché ricordiamoci siamo figure educanti, chiedere ai ragazzini, ai bambini e ai ragazzi che vengano in contatto tra loro. E anche qui facciamo una riflessione. Gli abbracci di entusiasmo quando c'è un gol o per la vittoria di una partita non sono abusi sessuali, non stiamo chiedendo a loro un contatto, quella è una manifestazione veloce di un momento di felicità e c'è una condivisione fisica. Se un bambino, ed è un bambino che si avvia alla pratica del calcio, ha bisogno di essere consolato, è ovvio che lo possiamo consolare, se è piccolo lo possiamo anche abbracciare, ma deve essere uno scambio molto veloce. Non gli chiederemo di rimanere seduto sulle nostre ginocchia, perché non è previsto e perché non è richiesto, perché quello è il ruolo di un'altra agenzia educativa, quello della famiglia. L'abbandono o la negligenza nel calcio, un altro tipo di abuso. Quando un adulto non provvede in modo adeguato alle esigenze e alle necessità del minore nel corso della pratica sportiva o delle altre attività, si è in presenza di una forma di abbandono o negligenza, per cui quando noi non siamo attenti alle necessità. Rientra in questa casistica anche il non dare al minore adeguato supporto medico qualora ciò si rendesse necessario durante la pratica sportiva. Non mettere a disposizione del minore adeguate strutture o attrezzature per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva può rappresentare una forma di negligenza, al pari di una supervisione assente o deficitaria. Significa che dobbiamo esserci come? Non fisicamente, ma dobbiamo essere consapevoli, e un'altra volta utilizzo questa parola, la consapevolezza della nostra grande responsabilità, del nostro piacere nell'andare in campo, della nostra spinta pulsionale a dedicarci alla crescita sportiva di questi bambini, di questi ragazzi, ma al contempo anche una grande responsabilità. Esempi. Non seguire attentamente e non sapere dove sono i minori durante le trasferte. Non provvedere all'approvvigionamento dell'acqua, non consentire ai minori di fare una pausa per bere durante gli allenamenti. Utilizzare dei mezzi di trasporto non adeguati e non sicuri per il trasporto dei minori in occasione delle trasferte. Questi sono esempi di negligenza. Cosa possiamo cogliere, come possiamo cogliere dei segnali dai minori? Nel senso che effettivamente abbiamo visto quali sono gli abusi, abbiamo capito che la conseguenza è sicuramente un danno, ma come possiamo noi intercettare un danno o una situazione che è anomala? L'isolamento del minore. Quel bambino, quel ragazzo è sempre stato inserito, a un certo punto qualcosa è cambiato, non sta più nel gruppo, non ci saluta, non è così presente agli allenamenti. Comportamenti insoliti, per cui quelle anomalie comportamentali a cui molte volte noi non sappiamo dare il nome, non sappiamo esattamente cosa sta succedendo, però abbiamo la sensazione che qualcosa sia cambiato nell'agito, nel comportamento del minore. Narrazione da parte della famiglia di comportamenti insoliti a casa e a scuola, perché una famiglia, e qui torniamo anche alla possibilità della famiglia di segnalare anomalie comportamentali nelle altre agenzie educative attraverso la mail. Una famiglia, una madre, un padre, un nonno, uno zio, una figura genitoriale che ci segnala che qualcosa è cambiato. Non lo dobbiamo mai sottovalutare. Conflittualità con i compagni, atteggiamenti insolitamente aggressivi. È sempre stato all'interno del gruppo, si è sempre relazionato molto bene, ma da qualche giorno entra in conflitto e risponde in modo inadeguato anche ai compagni. Probabilmente non c'è niente che non va, però facciamo indagine, cerchiamo di capire se è solo una fase della crescita oppure se c'è un'anomalia e se si presenta l'anomalia, cosa possiamo fare noi? Ci sentiamo la responsabilità. Quali indicatori ci confermano un buon ambiente? I sorrisi, per la domanda che ci facciamo anche qui.
il gruppo è sorridente. Momenti condivisi, se la chat di squadra è attiva, la condivisione con lo staff, risposte adeguate alle richieste e l'ascolto. Cosa facciamo al Calcio Padova? Cosa dobbiamo fare? Creare un clima di fiducia. Ascoltiamo i bambini e i ragazzi. E non è sempre semplice, e non è che abbiamo sempre dei momenti, ma dedichiamo un momento anche a questo. Coinvolgiamo descrivendo le sedute d'allenamento, incoraggiamo i comportamenti appropriati, coinvolgiamo i responsabili di area, condividiamo con la famiglia i comportamenti che cambiano, la cooperazione e lavorare sul contagio emotivo. Ci fermiamo un attimo sul secondo punto, sul coinvolgimento. Coinvolgiamo. Siete voi che coinvolgete. Cosa significa descrivere le sedute d'allenamento? Non significa narrare punto per punto che cosa accadrà, ma nel cerchio iniziale, e lo vedo in ogni campo, fare una presentazione anche molto veloce di ciò che accadrà in quel pomeriggio. Come si sente un bambino o un ragazzo? Si sente protagonista, si sente partecipe a un progetto, che è il suo progetto di crescita, se ci pensate, non il vostro. Non è il vostro progetto di crescita, è il loro progetto di crescita. Noi siamo a disposizione dei bambini e dei ragazzi e non viceversa, e questo ce lo ricordiamo. Una parentesi veloce sul bullismo e sul cyberbullismo. Bullismo è ogni agito, ogni comportamento che viene perpetrato sempre verso la stessa vittima e dallo stesso soggetto o da più soggetti, perché il bullo non è mai solo. Sono azioni prepotenti e aggressive rivolte alla stessa vittima e possono essere azioni psicologiche o fisiche. Quelle fisiche sono sempre molto chiare, quelle psicologiche sono più subdole. Escludere dal gruppo, deridere, mettere in giro pettegolezzi non veri o le azioni violente. Noi siamo adulti significativi e responsabili e dobbiamo sempre intervenire. Cosa significa dobbiamo sempre intervenire? Dobbiamo osservare e capire quando è il momento di fare qualcosa per proteggere una potenziale vittima. A volte, attenzione, il bullo viene confuso con il leader e si dice, ma questo bambino ha una grande personalità, perché non ha paura di dire, perché non ha paura di fare. E nella non paura di dire o di fare a volte si permette di aggredire un compagno che viene percepito in quel momento più fragile. Il cyberbullismo, ahimè, non lascia mai la vittima, perché se il bullo abbandona la vittima nel momento in cui si chiude il cancello del campo, nel cyberbullismo questo non avviene, perché viene perseguitato attraverso la rete. Noi sappiamo che possiamo essere raggiunti 24 ore su 24 attraverso uno strumento che è lo smartphone. I bambini anche più piccolini hanno a disposizione il cellulare. Se praticano un'attività sportiva di tipo agonistico viene dato dalle famiglie anche precocemente, perché sono fuori casa molto di più rispetto ai coetanei, per cui hanno lo strumento a disposizione. Per cui tutto ciò che accade nella realtà, nel reale, può spostarsi nel virtuale. L'escludere dal gruppo, può esserci un'esclusione da una chat. Cosa troviamo qui? Una chat di squadra e una chat parallela. Nella chat di squadra ci sono tutti, nella chat parallela manca lui. È di nostra responsabilità. Allora, non è di nostra responsabilità una chat di tipo informale, lo è quella formale. Ma se noi, adulti di riferimento, veniamo a sapere, per cui veniamo a conoscenza che una parte della squadra ha creato una chat che deride uno dei giocatori della squadra che stiamo allenando, lì abbiamo la responsabilità di intervenire dal punto di vista educativo. Deridere, mettere in giro pettegolezzi non veri, condividere foto o video nelle chat, inviare messaggi violenti e volgari. Condividere foto, dove se le scattano le foto eventualmente? Le possono scattare nello spogliatoio.
E cosa possiamo fare noi? Dedicare una parte del nostro tempo a educare i ragazzini sull'utilizzo dei social, ad esempio. Bastano poche informazioni, bastano poche pillole, bastano pochi rinforzi. E cosa facciamo se un ragazzo ci fa vedere una foto nel suo cellulare e ci dice: mister, guarda che foto, guarda questo compagno che è un compagno di un'altra squadra, guarda che ridere, e la foto è sessualmente esplicita. Noi non dobbiamo assolutamente innanzitutto ridere di quella foto, abbiamo la responsabilità di adulti di averla vista. Per cui dobbiamo fare qualcosa. La tutela dei minori è responsabilità di tutti. Non diventare complici, quello che vi dicevo, se vi fanno vedere delle foto, non ridete di quelle foto, diventate complici, state rinforzando quella presa in giro. Nella derisione, guardando con loro foto e video imbarazzanti. Non condividere foto imbarazzanti sui social e sulle chat. L'utilizzo consapevole dei social. I social sono uno strumento meraviglioso, ma hanno una portata illimitata, nel senso che tutto ciò che noi inseriamo e condividiamo sui social può essere visto potenzialmente da chiunque, per cui è meglio fare un pensiero in più prima di condividere delle foto e oltre alle foto inserire dei commenti, perché noi rappresentiamo la società. Cosa portiamo? Non dimentichiamo di portare al campo la nostra etica, i nostri valori, i valori e l'etica condivisi dal Calcio Padova. Grazie per l'attenzione.